Sprigiona subito un aroma fantastico ed è leggerissima e molto soffice. Prepara un dolce molto genuino per la nostra colazione. Per cominciare la giornata abbiamo bisogno di qualcosa di veramente semplice, quindi farò una torta facilissima, una sorta di margherita. A renderla speciale però sarà questa farina, perché non è una farina bianca raffinata, ma è una farina di grano tenero di tipo Maiorca, un grano antico siciliano meraviglioso. Tra poco vi spiego perché. Io intanto mi metto al lavoro e separo i tuorli dagli albumi. È importante che le uova siano a temperatura ambiente perché andranno montate bene, è anche per questo motivo che ho separato i tuorli dagli albumi, proprio perché voglio due composti ben montati che ci daranno una torta molto più soffice. Tengo gli albumi un attimino da parte e intanto lavoriamo i tuorli insieme allo zucchero. Il composto è diventato chiaro, spumoso, posso aggiungere la scorza del limone biologico per aromatizzare. In realtà però in questo caso sarà la farina a rendere il dolce profumato. Può sembrare strano perché ormai siamo abituati purtroppo alle farine raffinate che non hanno né sapore né odore, diciamo la verità. E quindi ci sembra difficile credere che una buona farina, di quelle originali, biologica, ben fatta, possa risultare così aromatica. E invece la farina di Maiorca ha una caratteristica che la rende unica ed è proprio il suo profumo, il suo aroma. È anche una farina molto più digeribile delle altre e con più proprietà nutritive. Già che ci sono, aggiungo un pizzico di sale. E continuo a lavorare incorporando piano piano l'olio di semi. A questo punto inizio ad incorporare anche il latte a temperatura ambiente, lo alternerò con la farina. Avrete notato che questa farina è più scura proprio perché non è molto raffinata e anche che non l'ho setacciata. Preferisco non setacciare in questo caso proprio per non andare a togliere quella crusca che le conferisce delle proprietà nutritive. Non avrebbe senso andare a toglierle. Questo ci darà sì un dolce più rustico, ma anche molto più autentico, sia nel gusto che nel profumo. Incorporo il lievito per dolci, questo però lo setaccio. Ultimo passaggio, lavo bene le fruste e monto gli albumi. Quando si lavorano gli albumi le fruste devono essere sempre ben pulite, altrimenti non riusciamo a montarli. Per non smontarli più, incorporo gli albumi con una spatola. Movimenti delicati dal basso verso l'alto per ottenere un composto ricco di aria, molto più leggero e spumoso. Intanto il forno è già a temperatura, pronto, in modalità statica a 180 gradi. Ho foderato la teglia con carta forno giusto per non essere costretta a imburrarla oppure oliarla, quindi semplicemente verso all'interno il composto. E adesso va in cottura. 40 minuti di cottura, adesso la lascio raffreddare un po' e poi vi mostro com'è dentro. Intanto però posso anticiparvi che in cucina c'è un profumo intenso come pochi. Completo con un po' di zucchero a velo ed è perfetta da gustare subito. In realtà, essendo molto semplice, questa torta si presta anche ad essere un po' trasformata. Ad esempio, potrei tagliarla in due, magari come si fa con un pan di Spagna, e potrei farcirla con crema pasticcera piuttosto che una buona confettura. Ma io la gusterò in semplicità proprio per apprezzare il sapore autentico della Maiorca.
Sprigiona subito un aroma fantastico ed è leggerissima e molto soffice. L'ideale davvero per fare colazione o una sana merenda.